Scatman's World. Ragazzi, siamo al Gran Premio degli Stati Uniti, Austin, Texas. Qualifica come sempre un po' così, 12° tempo, purtroppo non sono riuscito a fare bene, però sono abbastanza fiducioso per la gara, possiamo fare una buona prestazione. Nicolino Rosberg in pole position, secondo Luigino Hamilton, al terzo posto Fernando Alfonso. Andiamo raga, ci sono ancora poche ma comunque delle speranze per vincere il titolo mondiale. Ragazzi, c'è il 75% di possibilità di pioggia. Mancano solo 3 gare alla fine, sei ancora in lizza per il titolo piloti. Fai del tuo meglio e i risultati arriveranno. Va bene vecchio, 75% quindi ci sarà pioggia sicura. Vai, Gran Premio del Texas, terzultima prova del mondiale. Ci sarà molta bagarre qua, Sta una curva da bagarre. Classica curva da bagarre. E siamo già quarti, bravo Cube. Vai, vai che andiamo. Che superiamo Vettel. Molto bene. Bravi ragazzi, molto bene. Siamo in terza posizione, il problema è che al primo posto e al secondo ci sono le due Mercedes. Ma questa è una gara che avevamo un passo gara secondo me non negativissimo, speriamo. Teniamo il carburante così adesso, perché magari abbiamo la chance di superare. Attenzione, si stanno dando battaglia le due Mercedes, molto bene, questo è positivo. Eccole là, ne approfitta il Cume. Però un po' rischiato qua, siamo primi. Siamo primi. Il rischio è andato a buon fine, bravo Cume. E adesso concentration please, concentration. Carburante normale, teniamocelo. Adesso tentiamo la fuga comendiana. Anche se sarà veramente, veramente difficile, perché Rosberg non mollerà sicuramente. È secondo, dopo il ritiro clamoroso in Russia. Primo giro completato, first lap. Tra un quarto d'ora, ragazzi, si è rotta la Mercedes sbagliata e purtroppo si è ritirato Hamilton, incredibile. Però purtroppo la Mercedes è sbagliata, perché sarebbe stato meglio Rosberg, invece Rosberg è sempre là. Tanto giro record di veneziano, ragazzi, sto girando veramente veramente bene, sono molto soddisfatto, ma Rosberg non me lo levo dai maroni, però ho fatto dei giri super concentrato e sono andati molto bene. Sapevo che Austin era una gara favorevole, in Formula 1 è molto favorevole Austin, non come MotoGP, che ho vinto quest'anno per la prima volta dopo 1000 gare. Dai ragazzi, Rosberg chiaramente è forte, è una macchina molto più veloce della mia, però se vinciamo qua ragazzi, è che è prevista pioggia tra 10 minuti, quindi rimescolerà un po' le carte, però ci sono buone chance di vincere. Quindi un solo ritiro fino alla Gigi Hamilton, incredibile Hamilton. Adesso veramente io ci credo un po' al mondiale, se in questo momento tutto è ancora aperto, incredibile, se penso come eravamo a 6-7 gare, avevamo più di 100 e passa punti, e contando che Interlagos è una gara super favorevole, Abu Dhabi anche, ed è una gara che vale doppio, tutto è ancora possibile. Poi bisogna capire se Abu Dhabi vale veramente doppio, questo non lo so. Poi vedi, quando registri sicuramente non riesci a girare bene come quando non registri. In questo gioco qua commentare è veramente difficile. A dire, Rosberg è veramente vicino adesso. Primo giro fatto sotto l'1,46 probabilmente. Ancora no, però molto alto. Va bene. Adesso vediamo la pioggia, se sarà leggera, battente. Sarà da capire. Io comunque devo andare in box adesso, cioè non penso di farcela a tenere le gomme. Record di Magnussen, fastest lap di Magnussen. Cerchiamo di sfruttare tutta la pista possibile, tutti i cordoli.
Comunque Nicolino non molla, ragazzi, Nicolino non molla. Però per il momento non stiamo rischiando cose devastanti. Il sorpasso è stato fenomenale, il sorpasso iniziale, questo brutto errore. Ma il sorpasso iniziale è veramente stato importante, sono dati battaglia Hamilton e Rosberg e il Kuma non ne ha approfittato. Adesso Hamilton e Rosberg ci prova, io cerco di stare qua. Hamilton sì, ciao Rosberg, prova all'esterno, è andata bene. Brutto errore questo sì è brutto. Stai calmo, come ho capito che stai registrando, ma stai calmo, hai fatto giri perfetti, perché devi fare cagate adesso? Grazie. Comunque pioggia leggera tra 5 minuti. Tanto Hülkenberg supera Rosberg, incredibile. Adesso per piacere, come concentrati, anche se stai commentando, concentrati, le puoi fare due cose contemporaneamente, commentare e giocare, giocare e commentare, dai cazzo. Sono qua, andare avanti non è, questo è un giro orribile veramente, però Hülkenberg sta rallentando di brutto. Rosberg, devo approfittarne. Messo la sosta. Pneumatici morbidi. Bravo Alfonso, sono contento per te. Taglio curva come... Anche se non mi sembrava una roba clamorosa, però. Ancora! Dai, come concentrazione, veramente dura, però commentando su Formula 1 lo dirò sempre, fioi. È veramente difficile in questo gioco qua. Sto veramente approfittando di Hülkenberg, che bravo Nico, tanto forse comincia a piovere. Eccolo qua. Inizia a piovere, ragazzi, ma chiaramente non posso tenere le gomme come sono messe. Cioè non è pioggia intensa, quello è il discorso. Ti aspettiamo, rientra ai box in questo giro. Preferisco rientrare, sinceramente, sono più tranquillo. Siamo noi leader, non dobbiamo rischiare noi, onestamente. Box, box, box. La pioggia è veramente leggerissima, non avrebbe senso, ci vuole tanto prima che la pista, insomma la pista rimane asciutta per un bel po'. Ok, il Cume è ai box, vanno tutti ai box, cazzo. Tutti ai box adesso, vediamo, dobbiamo fare veloci, ci giochiamo qua tutto, Dai, 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 dai. Bravissimi. Bravissimi. Tanto ha messo le dure Rosberg, io ancora le morbide. Bella. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Se devo approfittare, cazzo. Ti abbiamo montato un treno di gomme morbide, ancora un pit stop prima della fine. Ok. La vettura che ti segue monta pneumatici duri, quindi girerà più lentamente, devi tentare di aumentare... Sì, adesso devo giocarmi tutto qua, ragazzi. Mi devo giocare tutto qua in questo stint, perché secondo me poi arriverà la pioggia più pesante, ne sono sicuro, se no è chiaro che è tutto da vedere sta gara, è tutta da vedere. Perché se piove chiaramente in maniera più leggera, solo leggera, non si bagna la pista, dopo metto le dure, lui le morbide, Rosberg fa la macchina più veloce, e so cazzi. Vediamo la strategia, io ho puntato ancora sulle morbide perché secondo me la pioggia dovrà aumentare, cazzo. Anche se per adesso è veramente una pioggia leggerissima, Noi vogliamo il monsone americano. Eccola là. Tutorial su come distruggere i paletti. Fatto sempre 21 macchine, solo un ritiro Gigione Hamilton al primo giro.
Vediamo se riprende la prima posizione, ma non penso ci siano problemi, teoricamente. C'è molto traffico ai bordi. Alonso sta spingendo tanto. Alonso è l'unico che può spaventarmi, ma non penso. Perfetto. Tanto Alonso si mantiene alla seconda posizione, però grande Alfonsino. Grande Alfonso. Che ruba punti a Rosberg. Dai, gioco di squadra Ferrari, riportiamo la Ferrari alla... Sul tracciato sta iniziando a piovere. Sì, da 2 ore che piove, vecchio, va bene. Pioverà 2 ore, ma va bene, insomma. Queste ultime gare sono le mie gare, lo so. Se non perdevo tutti quei punti all'inizio. Bastava fare bene a Melbourne e Sepang, 2 gare favorevoli. Adesso staremo parlando di un altro mondiale. Ma... però non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita. Io ci credo. Ragazzi, comincia a piovere in maniera un po' più intensa. Il mio ingegnere mi ha consigliato... Le scuderie hanno deciso di montare coperture intermedie. Tieni d'occhio le condizioni. Intermedie. Poi torna ai box per sostituire gli pneumatici. Ok. Tutto confermato, gomme intermedie alla prossima sosta. Mamma mia, non avanzo più. Mamma, non ce la fa più. Concentration, please, concentration. Adesso sì che comincia a piovere, il palletto se ne va e godo. Mi dispiace per Alonso perché anche lui entrerà e perderà tutto, quindi Rosberg tornerà secondo, ma d'altronde non è colpa mia. Guarda come stanno battagliando loro, bene, bene, bene. Devo arrivare con un vantaggio il più possibile buono. Così magari anche Alonso perde meno tempo. Ragazzi, però siamo ai box. E adesso vai ad intermedie. Purtroppo c'è anche Alonso. A me dispiace, perderà terreno. Ok. Perfetto, Alonso perde tanto tempo. Mi dispiace tanto, porca trota. Vai. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Adesso piove veramente bene, Monti gomme intermedie, ti resta un solo pit stop. Ok. Pensiamo che la Force India richiamerà Hülkenberg ai box nei prossimi 5 giri. Oddio. Intanto come mai? Ammazza, Rosberg è veramente indietro intanto. Oddio. Questa è un'occasione d'oro, E intanto noi siamo veramente messi bene. Rosberg è veramente indietro. Però è chiaro che può recuperare perché ha la macchina per recuperare. Però intanto non è secondo e neanche terzo. È fuori dal podio e godo. È quinto, È quinto Rosberg. Che belle notizie, ragazzi. Però la gara è ancora lunga, ragazzi. 12 giri, la gara è ancora lunghissima. Dalla vettura alle tue spalle di 3 secondi. Ok, mi fa piacere. Con la pioggia faccio più fatica però, Con la pioggia faccio più fatica. Ho fatto tutto un weekend con l'asciutto, porca puttana. Ok. Abbiamo ancora un buon vantaggio, insomma non devastante. Va bene. I paletti vanno giù, ragazzi, con me i paletti vanno sempre più giù, però non sono per niente soddisfatto perché con la pioggia veramente non ho un bel passo. Niente, qua a Austin con la pioggia non mi trovo. Eccola là. Io faccio anche attenzione, il discorso è che con la pioggia faccio fatica. Qua se continua sta pioggia, ragazzi, devo andare con le full wet, E si può rimescolare tutto.
Forse ho riguadagnato qualcosina, speriamo. Insomma, siamo là. Siamo là purtroppo. Veramente che mondiali, ragazzi, che mondiali, non ho parole. Mi vengono fuori dei mondiali veramente senza un senso logique, come piace dire al Comendone. Tanto Vettel supera Nicolino Hülkenberg. Rosberg in questo momento non sembra avere un gran passo gara. Mamma mia. Sono in difficoltà, ragazzi, con la pioggia sono veramente in difficoltà. Austin con la pioggia è tutta un'altra cosa. Vettel è vicinissimo. Ragazzi, io non sono ancora dato ai box, tutti quanti sì, ho un vantaggio circa di 15 secondi ancora perché ho le gomme finite, perdo un secondo a giro, però ormai non posso più andare ai box, ragazzi, perché io ho detto 13 secondi, ai ai ai, ne ho persi tanti adesso. Perché ho detto, io ero convinto che di dover mettere le gomme di full wet, invece ancora niente full wet. Quindi speravo di evitarmi una sosta, ma così se non mi danno le full wet e loro non vanno ai box rischio di perdere la prima posizione, fioi. Le gomme non ci sono più, mancano ancora diversi giri. Mamma mia, ragazzi, guardate le gomme. Strategia un po' pazza del Comenda. O la va o la spacca, però sarà durissima, ragazzi. Qua sono i doppiati. Le mie gomme ormai non ci sono più. Ok, ottimale. Adesso quando finisco il giro ritorno a Michele a media. Ricciardo deve tenere assolutamente su Rosbiff. Io penso che Rosbiff mi prende ancora prima. Dai, ingegnere, dammi la bella notizia che devo mettere le full wet. In quel caso ho vinto sicuro. 10 secondi, mamma mia. Ho una sosta in meno, ma ho anche le gomme ufficialmente finite. Mamma mia, mamma mia. Carburante normale. Troppi giri mancano, troppi giri. Ricciardo è 8 secondi per 2 secondi a giro. Gomme finite completamente, gomme finite completamente. Tanto sempre solo un ritiro. Gigi Hamilton. Impresa disperata per Veneziano, impresa veramente disperata. Ancora 8 secondi, per fortuna non ho perso tanto, però adesso veramente non ci sono più. Sono rosse quasi. Mamma, fai una tensione indescrivibile, anche perché Rosbiff non è neanche secondo, ma è terzo. Occasione della vita, ragazzi, occasione della vita. Me la sto costruendo con una sosta in meno. Ero convinto di dover mettere le full wet. Adesso vediamo quanto ha guadagnato Ricciardo, altri 2 secondi, mamma mia. 6 secondi sulla vettura alle tue spalle, continua a spingere. Mamma mia, fioi. C'è qualche doppiato, forse perderà qualcosina Ricciardo, speriamo. Le gomme sono rosse ormai dietro. Mi mancano 2 laps, 2 laps. Madonna, mai anche la Caterham mi vuole superare. 2 laps remaining in un inglese sempre più perfetto.
4 secondi. Gomme esaurite, gomme terminate. I meccanici Ferrari sono impietriti ai box, hanno tanta paura. E io di più, ragazzi. Tori si sta mangiando un po' di pacchi per sopperire la tensione. 3 secondi, 3 fottutissimi secondi. Ormai il cambio sta morendo, il motore sta morendo, il DRS è rotto. Ah no, il DRS non va perché siamo sulla pioggia, è vero coglione. Il cubo non ci capisce più niente ormai. Gomme posteriori ufficialmente finite. Tanto l'importante è che Ricciardo stia davanti comunque a Rosberg, questo è fondamentale. Dai, andiamo a vincerla, cazzo, andiamo a vincerla. Ricciardo è arrivato, ragazzi. La cosa è ufficiale ormai. 2 secondi di vantaggio. Eccoli qua. Sono arrivati, ragazzi, e siamo vicini al final lap. Neanche più in questa curva riesco a stare in pista. L'ultimo giro sarà veramente... Oddio, eccolo qua. Eccoli qua. Final lap. Il vantaggio sulla vettura che ci segue sta diminuendo. Rosberg ne approfitta adesso il porco. Cerca di reagire. Se Rosberg ne approfitta chiaramente. Solito culattone. Non ce la faccio più. Rosberg l'ha superato. Vabbè. Ti prego, teniamo anche se la macchina è finita. Ci giochiamo tutto il mondiale qua. Mamma mia. Relax, relax. Non guadagno tanti punti, ma sono comunque punti importanti. Qua, Rosberg, è qua. Ragazzi, ho bisogno veramente di tutta la grinta vostra. Qua devo fare un posso per cambiare ancora traiettoria. Eccolo qua, Rosberg che mi supera. E invece no. Dai con il cuore. Dai con il cuore, sta tornando anche Ricciardo. Mamma mia. Mamma, non la tengo più. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Rosberg mi ha tamponato, io non so cosa dire. La macchina mi scodinzola da tutte le parti. Non è colpa mia, ragazzi. Ricciardo ha ripreso la posizione. Mamma mia, è finita, non ce la faccio. Sì. Ragazzi, ho vinto. Ho vinto con le gomme finite con 6 giri in più. Ho fatto, io non so, ci sarà un po' di polemica forse per quell'ultima curva, ma più se riguardiamo il video, io sono scodinzolato. Sì, cazzo. Rosberg terzo. L'unico ritiro è Hamilton. Mamma che sofferenza. Meno 61 punti, sarà ancora abbastanza dura, anche perché 2 piloti, sarà molto dura. Comunque seconda vittoria di fila per Veneziano, meno male, terza vittoria stagionale, che sofferenze, siamo secondi nella classifica costruttori. Veramente, raga, forse ci sarà un po' di polemica per l'ultimo giro, per quella curva là dove Rosberg è frenato avanti, io con un testacoda praticamente mi ha tamponato, però ero io davanti, io sinceramente non penso di avere colpe grandissime, ma fioi. Le gomme erano veramente andate e il Comendone ha vinto, e questa è l'unica cosa che conta, non importa come, l'importante è portare a casa i 25 punti. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, prossima tappa Interlagos. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano.
da veneziano, lo youtubers italiano.